al laboratorio delle cugine di Anna Maria abbiamo trovato delle grandi meraviglie che state intravedendo dietro di me. L'artista che li ha realizzati è una cugina della nostra amica. Ora ve le mostrerò uno spettacolo. Se siete curiosi, aio! Bene, cariconto! Gli abiti tradizionali di Meana. In questo momento li stanno indossando delle bambole perché sono degli abiti miniatura realizzati con l'uncinetto. Un'incredibile precisione. Guardate che meraviglia! Uno più bello dell'altro. Lei è la filatrice con questo bellissimo abito che sicuramente è quello, con questo bellissimo velo che è quello sicuramente da sposa, ricorda l'abito che oggi ha indosso Elena. E guardate anche quest'altra con questo copricapo particolare, tutti perfettamente rifiniti, non sono dei semplici abiti, sono dei gioielli, dei capolavori. Guardate quest'angolino, una camera da letto in miniatura, incredibile. Guardate il lenzuolo, e queste sono alcune delle tante creazioni di Angela Carboni. Anche i cestini sono un'opera di Angela, mentre i sacchetti di lavanda di sua cugina. E questi sono altri due abitini indossati dalle bambole, sempre realizzati con l'uncinetto. Invece i quadretti sono un'opera di Elena, la ragazza che indossa il costume. Grazie Angela per il tempo che ci hai dedicato e complimenti per le tue meravigliose creazioni. Asibiri Zanus.